Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Oggi, come avete visto, niente titoli, ma una copertina dedicata a Papa Francesco che sabato scorso da solo in una piazza San Pietro deserta ha dato una speciale benedizione straordinaria Urbi et Orbi. Il pontefice invoca la fine della pandemia e domenica sarà la Domenica delle Palme. Il mondo s'appresta a vivere una Pasqua inedita. Ed in provincia di Agrigento sale il numero dei contagi. Nel weekend nuovi casi a Licata, Caltabellotta, Sciacca, Ribera, Porto Empedocle, Agrigento, Raffadali e a Palma si conta, oltre a un nuovo caso, anche un decesso. Il servizio di apertura è del nostro direttore Arturo Cantella. Continuano ad aumentare i casi di coronavirus nella nostra città e nella nostra provincia. Rispetto a sabato scorso, finora accertati e comunicati per conto dall'ASP della prefettura di Agrigento, se ne registrano tanti nuovi. Siamo così a un totale di 68 persone interessate su 842 tamponi effettuati. Ad Agrigento sono 2 le persone attaccate dal Covid-19, sembrerebbe 2 cinquantenni. A Licata si passa da 6 a 8, a quanto pare un medico e un infermiere operanti fuori città. Un nuovo caso si è registrato nella cittadina saccense, andando così a un totale di 20 casi. Sciacca al momento è il comune della nostra provincia con più casi che si sono verificati. Uno nuovo a Menfi per un totale di 5 persone. Un altro nuovo si è verificato a Palma di Montechiaro, tra questi una persona molto nota nella città del Gattopardo come medico, il dottor Lorenzo Vella, conosciuto anche come uomo politico, era stato candidato nelle ultime elezioni. Il dottore Vella da giorni era ricoverato presso il Sant'Elia di Caltanissetta. Un nuovo caso a Raffadali che si porta così a 2 dopo l'agente penitenziario di qualche giorno fa. Santa Margherita Belice 1, salgono così anche lì a 2. Mentre a Caltabellotta si registra per la prima volta un paziente colpito da Covid. Da registrare anche la città di Porto Empedocle, un primo colpito da coronavirus, che è il marito del sindaco della città marinara, Ida Carmina. Buongiorno e buona domenica a tutti. Ho da darvi una notizia. Come vi avevo detto e promesso, appena si sarebbe verificato un caso di coronavirus a Porto Empedocle, immediatamente vi avrei dato la notizia. Ho ricevuto la comunicazione ufficiale da parte dell'ASP agrigentina che c'è un caso di coronavirus a Porto Empedocle e purtroppo devo dire è una persona ben vicina, è mio marito, e quindi io sono in isolamento fiduciario. Il paziente sta bene, ha avuto una leggera forma influenzale, solo che circa una settimana, 8 giorni fa, si è venuto a sapere che 2 suoi colleghi di ufficio avevano i sintomi ed erano riscontrati positivi al coronavirus ed erano ricoverati, uno all'ospedale di Enna e l'altro all'ospedale di Caltanissetta. Io sin da allora, da quando ho visto che mio marito presentava sintomi influenzali, essendo lui al lavoro con tante persone, ho ritenuto di mettermi in auto-isolamento per proteggere la gente che era intorno a me. Quindi le critiche che ho ricevuto relativamente al fatto che la gente non mi vedesse in giro erano legate al fatto che io intendevo proteggere tutti, pur non avendo consapevolezza della situazione effettiva di salute. Mi sono, come dire, limitata in via prudenziale a tutela delle persone, come dovreste fare tutti. Ho evitato di uscire, nonostante il mio ruolo, e ho seguito le cose da casa. Che dire, già quindi mi ero messa in isolamento fiduciario, continuerò, perché questo c'è nelle prescrizioni, starò in isolamento fiduciario e naturalmente continuerò però tranquillamente a lavorare da casa finché avrò le forze, la possibilità, perché io darò a questo paese, a tutti voi, tutta l'energia possibile. Spero che vada tutto bene, rimanete a casa e voglio dirvi anche che non solo sono stata in isolamento fiduciario io, ma anche il mio vice sindaco. Il mio vice sindaco perché è appunto stato a mio stretto contatto da quando abbiamo saputo di quello che era successo in ufficio a mio marito, anche lui ha preferito rimanere a casa e continua anche lui a lavorare da casa.
Oltre quindi a essere sottoposto al test per il coronavirus, oltre a mio marito, siamo stati sottoposti al test sia io che mio figlio. Penso che domani o insomma nei prossimi giorni, perché è da mercoledì che siamo stati sottoposti al test, aspettiamo l'esito. Purtroppo con questo eccesso di tamponi che stanno facendo in questo periodo, ormai i risultati tornano tardi. Spero che mi facciano sapere presto. Comunque io sarò in isolamento fiduciario, però per tranquillizzare tutti coloro soprattutto che mi sono stati vicini. Stiamo sereni, stiamo tranquilli, rispettiamo le regole in modo tale che il virus resti fuori da casa nostra, perché come avete visto anche andare a lavorare costituisce un pericolo. Stiamo sereni, atteniamoci alle regole e tutto andrà bene. Buona giornata a tutti. L'impatto economico del coronavirus sull'economia è devastante. L'imperativo è contenere la crisi. La Regione stanzia 100 milioni. Lello Casesa. Il problema economico e sociale per le migliaia di famiglie siciliane in grossissime difficoltà rischia di diventare una grande preoccupazione. Lo sa bene il presidente della regione Musumeci che la quarantena a casa ha messo in sofferenza una società fatta di lavoratori precari e di gente che la mattina deve portare a casa 30-40 euro. Dobbiamo consentire alle persone di poter mettere qualcosa a tavola, soffrono tutti i lavoratori dipendenti, le imprese, ma soprattutto chi non ha niente e vive delle attività del quotidiano. Abbiamo il dovere di disinnescare questa bomba, ha dichiarato Musumeci. Noi abbiamo stanziato ben 100 milioni destinati esclusivamente all'assistenza alimentare. Sono contento che su questo esempio il governo nazionale ha adottato altri provvedimenti. Ed anche i sindaci sono allarmati che possa scoppiare questa bomba sociale nelle nostre realtà. Con l'ordinanza firmata dal capo della Protezione Civile nazionale Borrelli si prevede la solidarietà alimentare, 43 milioni e 484 mila euro per i 390 comuni dell'isola. Si tratta di un'anticipazione di somme ai comuni siciliani per le spese correnti che invece saranno utilizzate per emergenza alimentare. I fondi saranno trasformati in buoni spesa per l'acquisto di generi alimentari o prodotti di prima necessità. Saranno i comuni a gestire le risorse individuando la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici dati dall'emergenza Covid-19. L'obiettivo, messo nero su bianco dall'ordinanza di Borrelli, è quello di soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, dando priorità a chi non gode già di un sostegno pubblico. In Sicilia il contributo più consistente è stato assegnato al Comune di Palermo, che potrà contare su 5 milioni e 143 mila euro, seguono Catania e Messina. Per le altre due città metropolitane sono state stanziate 2 milioni e 559 mila euro e 1 milione e 707 mila euro. Ad Agrigento è stata assegnata la somma di 444 mila euro 627 mila, che naturalmente divisa per le famiglie consentirà almeno in una prima fase l'acquisto di beni di primaria necessità per un primo e breve periodo. Si moltiplicano le iniziative pubbliche e private di associazioni o di singoli cittadini che stanno mettendo se stessi e ciò che possono a disposizione degli altri, di chi dopo 2 settimane a casa non ha di che vivere per sfamare i propri figli, di chi costretto ad un lavoro saltuario, precario, in nero, oggi non sa come pagare il pane, la spesa o di farmaci. Lo sanno in tanti, anche ad Agrigento, che questo rischio è concreto, ed anche l'amministrazione comunale ha dato vita alla raccolta fondi Agrigento e tante altre iniziative solidali, carrello sociale ed altro ancora. Il raccolto nei supermercati che hanno aderito all'iniziativa sarà devoluto al Banco Alimentare, alla Caritas, ai volontari di strada, che provvederanno con l'ampia rete di strutture caritative convenzionate e l'ausilio di Protezione Civile ed altri gruppi di volontariato ad aiutare i cittadini in difficoltà. I volontari stanno facendo ordinario e straordinario per rispondere alle chiamate eccezionali di quest'ultimo mese, impegnati a raccogliere e consegnare generi alimentari, ed anche sui social crescono
i gruppi di chi vuole aiutare e di chi ha bisogno con richieste di ogni genere. Chiedere aiuto non sempre è facile, lo sanno quei tantissimi che su Facebook hanno lanciato un appello a chi è in difficoltà di dirlo, un post toccante che sta spuntando sempre più in bacheche, diari e profili, che vogliamo anche noi condividere per il forte messaggio che lancia: una Sicilia spesso distratta quando occorre compatta e vicina, una Sicilia solidale. I Volontari di Strada, un'associazione che da anni si occupano di sostenere i poveri, racconta il grido di disperazione della povertà. Da 240 famiglie assistite adesso ci sono 400 famiglie a cui manca tutto. Vediamo. Un lavoro capillare e continuo nel nostro territorio è quello svolto dall'Associazione Volontari di Strada, diretta da Anna Marino, rivolto ai più deboli, al meno ambiente, agli ultimi, a chi non si può muovere da casa, agli anziani, a chi è solo. Fatto anche nella giornata di ieri domenica, ma anche prima, i volontari di strada hanno distribuito beni di prima necessità, generi alimentari. Grazie anche al lavoro costante dei soci è stata anche lanciata una campagna raccolta fondi, azioni che nobilitano chi le fa, come ci dice la responsabile Anna Marino, che ieri ha visto anche una presenza nazionale portata ad esempio anche dalle reti RAI in tutto il nostro territorio. Qui ad Agrigento la situazione è veramente drammatica, che non ha mai avuto precedenti. Riceviamo quotidianamente telefonate di centinaia e centinaia di famiglie che ci chiedono aiuto. Sentiamo le loro voci disperate, le grida dei bambini sottofondo. Qui è necessario un intervento subito da parte dello Stato. Ieri sera abbiamo visto le prime avvisaglie, speriamo che la cosa si concretizzi al più presto. Noi volontari di strada stiamo facendo il nostro possibile nel nostro piccolo. Mi auguro veramente che intervengano tutti per tamponare e a dare soccorso a queste famiglie che mai come adesso si trovano in forte disagio e in forte difficoltà. Grazie a chi ci può dare una mano d'aiuto. Prosegue la gara di solidarietà verso i più bisognosi. Oggi l'associazione Mare Amico Agrigento e la ditta Fazio hanno consegnato 200 mozzarelle alla mensa dei poveri di Agrigento. La cosa più bella è stata il sorriso e i ringraziamenti di Suor Stellina, commenta Claudio Lombardo, responsabile dell'associazione ambientalista. E a Porto Empedocle un altro gesto di solidarietà: il panificio Sforno della famiglia Falzone in via 4 Novembre ha deciso di lasciare in una cesta fuori dall'attività tutto quello che è rimasto invenduto. Il pane, spiegano, verrà incartato singolarmente in modo da evitare che più persone possano toccare lo stesso prodotto. In un momento così difficile anche dal punto di vista economico, l'obiettivo è far sì che arrivi il pane sulle tavole anche di chi non lo può comprare. Ogni giorno, a partire da oggi, a chiusura dell'attività, quindi alle 15, il panificio Sforno di Porto Empedocle esporrà la cesta solidale. Il sindaco di Joppolo, Giuseppe Portella, consegna a domicilio agli abitanti del paese delle mascherine gentilmente realizzate e donate. Arturo Cantella. Il sindaco di Joppolo Giancaxio, Giuseppe Portella, è stato ieri impegnato nella distribuzione di mascherine ai suoi concittadini. Portella, in un suo comunicato stampa, ringrazia la sua comunità per il comportamento avuto in questi giorni difficili. Giuseppe Portella afferma: abbiamo rispettato le regole e vi esorto a continuare a rispettarle. Continuiamo a restare a casa. È l'appello che il primo cittadino lancia al nemico invisibile: l'unica cosa che non possiede sono le chiavi di casa nostra, quindi continuiamo a restare a casa. Oltre a un affettuoso saluto, vi comunico che da ieri abbiamo iniziato la distribuzione delle mascherine e porta a porta abbiamo raggiunto il maggior numero di persone. Abbiamo consegnato un kit con allegate le istruzioni d'uso, sperando di poterne procurare ancora per metterle a disposizione dei cittadini joppolesi. Giuseppe Portella invia anche un ringraziamento particolare alle persone che si sono impegnate nella realizzazione e la donazione di questi dispositivi. Vi informo altresì che, tempo permettendo, sarà avviata una nuova sanificazione, la cui data sarà successivamente comunicata. Il ringraziamento del sindaco Portella viene anche esteso a tutti coloro che si sono adoperati nel mettere a disposizione mezzi ed energie, ringraziando ancora i volontari per la preziosa collaborazione, esortandoli ancora una volta a restare a casa.
Il sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro annuncia di far denuncia contro l'ASP per i ritardi sui risultati dei tamponi, poi il chiarimento, il direttore dell'azienda sanitaria si è scusato e ha promesso tempi più celeri. Guardate. Oggi 28 marzo diamo le notizie che riguardano la giornata odierna. Non sono arrivati ancora i risultati dei tamponi rinofarincei che hanno interessato i nostri concittadini e di questo sono molto rammaricato perché si vede che la macchina burocratica sanitaria non funziona perfettamente bene. L'aspettiamo già da 2 giorni. Come sono arrabbiatissimo e domani andrò a sporgere denuncia perché io so da 3 giorni che un nostro concittadino è risultato positivo al tampone rinofarinceo e nonostante ciò ancora da altra provincia non arrivano i risultati, non mettendo l'ASP in condizione di iniziare le procedure conseguenziali. Io vi voglio rassicurare che il nostro concittadino con grande senso di responsabilità già è in auto-isolamento, quindi non ci sono problemi di trovarlo in giro per Raffadali, però è giusto che ognuno faccia fino in fondo il proprio dovere e quando non lo si fa, e ieri io ho richiamato in maniera pesante il direttore sanitario dell'ASP di Agrigento, pensavo che stamattina, di buon mattino addirittura, sarebbe arrivata il risultato di questo nostro concittadino. Ciò non è avvenuto, quindi domani mattina andrò a sporgere denuncia perché non è più possibile tollerare questi atti di negligenza. Per quanto riguarda altre notizie organizzative a noi pure care. Per quanto riguarda l'ordine, io direi l'ordine dei prodotti di cartolibreria, direi di farle direttamente alla vostra cartolibreria di riferimento e di comunicare a noi qual è la cartolibreria e poi con provvedimento sindacale penserò io a mandare lì i vigili urbani per ritirare la merce e farvela recapitare al vostro domicilio. In modo tale da evitare di essere noi a scegliere i prodotti su quale negozio acquistarli. Una associazione culturale di Raffadali ha omaggiato l'animazione per un compleanno e questo io la ringrazio anche per questo gesto di generosità. Sarà uno dei premi che daremo per il bando di concorso Io Resto a Casa, che tra poco sarà già sul sito del comune di Raffadali. Mentre un avviso importantissimo che voglio lanciare è nei confronti di tutti i cittadini che hanno in possesso una bombola di ossigeno e anche è giusto cercare di premunirci per l'evenienza, speriamo che non arrivi mai e quindi se le bombe d'ossigeno sono vuote consegnatele direttamente alla ditta proprietaria che penserà a riempirli e a tenerle pronti per qualsiasi evenienza che dovrebbe speriamo mai venire. Abbiamo diversi volontari che portano la spesa a domicilio agli anziani o ai disabili o alle famiglie che ne hanno di bisogno, abbiamo diversi volontari che fanno assistenza domiciliare agli anziani che vivono soli e disabili, abbiamo diversi volontari che distribuiscono i farmaci a domicilio e potrei continuare all'infinito. Abbiamo diversi volontari che per tanti giorni si sono prodigati a produrre mascherine e ci hanno permesso pure di fare diventare Raffadali come un paese generoso e solidale anche nei confronti di chi attualmente lavora per l'intera collettività agrigentina come l'istituto penitenziario, come i vigili del fuoco oppure come un reparto dell'ospedale San Giovanni e Dio che hanno avuto donate le mascherine non dal sindaco Cuffaro ma dalla collettività di Raffadali, mascherine realizzate da volontari che lavorano ormai costantemente da giorni per permettere ai cittadini di Raffadali di avere le mascherine ma anche con grande gesto di generosità di darle a chi si sacrifica giornalmente e che è costretto ad andare a lavorare in un momento così brutto come adesso per dare risposte ai cittadini di Raffadali e ai cittadini dell'intera collettività agrigentina.
Un informatico siciliano progetta un'app sulle quarantene, un'applicazione destinata eventualmente alle forze di polizia che permette di localizzare chi ha l'obbligo di restare assolutamente a casa. Guardate. Da un giovane esperto informatico siciliano arriva un nuovo contributo per tentare di arginare i contagi del Covid-19. Il dottor Domenico Campanile, originario di Capizzi, ha progettato un'app che permette di segnalare l'inizio della propria quarantena attraverso 2 semplici passaggi. L'applicazione, battezzata COVID-Q, è stata sviluppata al fine di creare una mappa delle quarantene in corso a causa dell'emergenza di Covid-19. L'obiettivo del giovane, esperto di informatica e intelligenza artificiale, è quello di aiutare le forze dell'ordine, gli ospedali e i sindaci che potranno sapere in tempo reale la posizione di chi sta trascorrendo la quarantena e i giorni rimanenti. L'app non richiede nessun dato personale, ma soltanto la propria posizione, condividendo la regione e la città. L'applicazione permette infatti la rilevazione posizione attuale, essendo in grado di rilevare automaticamente la posizione del device in uso. Inoltre registra l'inizio della quarantena e avvia automaticamente un countdown di 14 giorni. Tutte le quarantene vengono mostrate su una heatmap, grazie alla quale è possibile rilevare in tempo reale l'avanzamento dei casi di persone che si ritengono infettate o provenienti dalle zone rosse. L'app raccoglie i dati delle quarantene in un database scalabile, il quale può essere interrogato al fine di ricavarne statistiche e analisi predittive. Inoltre è possibile eliminare i propri dati di posizione in qualsiasi momento, rispettando la legge sulla privacy. L'app Android è stata progettata e sviluppata in meno di 12 ore in linguaggio di programmazione Kotlin. Il dottor Domenico Campanile ha deciso di rendere pubblico e gratuito il codice sorgente dell'applicazione affinché possa essere d'aiuto allo sviluppo di piattaforme regionali e statali impegnate nel contenimento dei contagi. Il dottor Domenico Giacomo Campanile, laureato in informatica presso il Dipartimento Matematica e Informatica, Scienze Fisiche e Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Messina, ha già a suo attivo altre interessanti applicazioni e grazie ai suoi risultati ha ricevuto varie borse di studio. Al momento lavora presso una società di Sant'Agata Militello specializzata nella progettazione di sistemi informatici e con la sua nuova applicazione COVID-Q auspica di poter contribuire alla sconfitta nel più breve tempo possibile del nemico invisibile. Adesso ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. La diffusione del Covid-19 ha indotto a introdurre misure restrittive dei diritti individuali considerate indispensabili per arginare il dilagare della pandemia, ad esempio l'obbligo di quarantena per quanti sono entrati in contatto con individui infetti costituisce una limitazione della libertà personale. La creazione di zone rosse, dalle quali non è concesso allontanarsi, restringe la libertà di movimento. Il divieto di assembramenti limita fortemente la libertà di riunione, ma c'è anche il diritto alla privacy. Di quest'ultimo aspetto si è occupata Margherita Trupiano. In questi giorni si discute molto di diritto alla salute e tutela della privacy. Ci si chiede da più parti se le due cose possano essere bilanciate e fino a che punto la riservatezza dei dati non possa ostacolare il diritto alla salute. Lo abbiamo chiesto all'avvocato Stefano Cuffaro. Il Comitato europeo per la protezione dei dati personali dichiara ufficialmente che le norme in materia di dati personali, dette norme sulla privacy, non ostacolano l'adozione di misure per contrastare la pandemia che stiamo vivendo. Queste norme sulla privacy sono contenute nel relativo codice, così come modificato da un importante regolamento europeo del 2016, che ha profondamente innovato la materia, sia predisponendo maggiori tutele per l'utilizzo e trattamento dei dati stessi, sia valorizzando la consapevolezza dei cittadini sulle enormi risorse che si nascondono dietro l'utilizzo dei dati. Cittadino dunque che da semplice spettatore assume il ruolo di parte più attiva, con riconoscimento di nuovi e più intensi diritti. Tali dati di cui parliamo comprendono da una parte i dati personali in senso generico, d'altra parte i dati un tempo chiamati sensibili, oggi dati particolari, tra i quali in ambito sanitario i dati genetici e i dati biometrici. Orbene, quando tale normativa incontra il settore sanitario, già di per sé delicato e particolare a prescindere dall'emergenza, può verificarsi il pericolo di un uso improprio delle informazioni ricavate dai dati, che può impattare sui diritti dei cittadini. Da qui le soluzioni, individuate dalla normativa italiana, in aggiunta a quelle previste dal regolamento europeo. Quali le linee guida
per esempio secondo cui i dati clinici devono essere archiviati e cifrati separatamente dai dati anagrafici, oppure uno degli ultimi famosi decreti legge del 9 marzo, il cui articolo 14 dispone che al termine di questo stato di emergenza le operazioni di trattamento dati saranno ricondotte negli originari limiti, nelle ordinarie e normali regole, ciò a garanzia del cittadino che inoltre per tutelare eventualmente i propri diritti potrà sempre agire o con reclamo innanzi l'autorità garante della privacy oppure con ricorso innanzi l'autorità giudiziaria. Dopo Salemi, Villafrati e Agira, adesso Troina in provincia di Enna è il quarto comune siciliano zona rossa, così ha deciso con una propria ordinanza il presidente della regione Nello Musumeci. I dettagli nel servizio. Troina è il quarto comune siciliano che diventa zona rossa, lo ha deciso con una propria ordinanza il presidente della regione Nello Musumeci, sentito il primo cittadino dell'Ennese. Fino al 15 aprile nel centro montano dell'Introterra vigerà il divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale e la sospensione di ogni attività degli uffici pubblici, a eccezione dei servizi essenziali e di pubblica utilità. Potranno entrare e uscire dal paese solo gli operatori sanitari e sociosanitari, il personale impegnato nell'assistenza alle attività inerenti all'emergenza, nonché esclusivamente per l'ingresso e l'uscita di prodotti alimentari, di prodotti sanitari, di beni e servizi essenziali. Inoltre è consentito il transito in entrata e in uscita dei residenti o domiciliati, anche di fatto, nei comuni interessati, esclusivamente per garantire le attività necessarie per la cura e l'allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante. Il provvedimento si è reso necessario per evitare il diffondersi del contagio del Covid-19 dopo che gli uffici dell'ASP hanno segnalato ben 96 casi di positività al coronavirus, essenzialmente circoscritti tra pazienti e operatori del centro Oasi. Nella struttura sono arrivati nei giorni scorsi 2 esperti scientifici inviati dalla regione e alcune unità della sanità militare. Cresce la preoccupazione in Sicilia per i contagi da Covid-19, i numeri dei tamponi positivi aumentano e così si adottano misure sempre più restrittive. Nelle scorse ore i contagi hanno interessato in maniera preoccupante diversi centri dell'isola. Per fronteggiare l'emergenza già negli scorsi giorni la regione siciliana aveva dichiarato la zona rossa in altri 3 comuni siciliani, Agira nell'Ennese, Salemi in provincia di Trapani e Villafrati nel Palermitano. Anche in questo caso fino al 15 aprile ci sarà il divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale e la sospensione di ogni attività degli uffici pubblici, ad eccezione dei servizi essenziali e di pubblica utilità. Il provvedimento si è reso necessario dopo che gli uffici dell'ASP hanno segnalato nei 3 comuni diversi casi di positività a Covid-19, tra questi ben 62 nel piccolo comune di Villafrati all'interno di una residenza sanitaria assistita. Adesso vi mostriamo alcuni video degli italiani a casa, guardate. Buongiorno, c'è? Buongiorno, lì. Caffettino? No, non mi va soffiando sta cosa, per favore lasciami in pace che sono nei casini fino al collo. Vabbè, se ci ripensi. Ma buongiorno! Buongiorno, c'è? Come stai? Caffè? Ok. Ah, certo, quando dico io caffè no, ah? Bene, dai. Mamma mia, è nervoso. Posso dire che si è lasciato con la moglie. A proposito, stasera? Aperitivo? Si è spento all'età di 89 anni Gerlando Taibbi, agrigentino. Era stato primario dell'ospedale psichiatrico di Agrigento. Da Televideo Agrigento, condoglianze alla famiglia.
Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. Prima della sigla c'è un video che abbiamo selezionato per voi. A presto. Grazie, caro Macron, cara signora Merkel. Grazie per averci abbandonato nel momento del bisogno. Grazie per averci negato di poter acquistare da voi semplici mascherine ed altri presidi medici atti a combattere la diffusione del virus. Le avremmo pagate, sapete? Siamo italiani, quelli sporchi, chiassosi, indisciplinati, buffi, folcloristici, poveri e talvolta mafiosi. Ma siamo anche quelli che vi hanno costruito le strade, le scuole, vi hanno insegnato l'alfabeto che usate, spiegato le leggi, il diritto, l'organizzazione dello Stato e la creazione di quello di diritto. Siamo noi, gli italiani, gli autori delle opere che riempiono i vostri musei, dei testi che studiate, delle invenzioni che usate, quelli che con enorme sacrificio si trovano a dover conservare e gestire ben oltre il 70% del patrimonio culturale ed artistico mondiale, chiedendovi una cifra irrisoria per il biglietto ai musei, talvolta neppure quella. Siamo noi, gli italiani, quelli che vi hanno offerto l'arte e la cultura su cui si basa la nostra e la vostra civiltà, la massima espressione di bellezza, armonia, equilibrio che l'essere umano abbia mai raggiunto. Siamo noi, gli italiani, quelli che vi hanno offerto la civiltà, che poi voi avete abbattuto trascinando il mondo nel Medioevo, e poi una volta risollevati e rinati abbiamo nuovamente offerto al mondo la civiltà, l'arte, la geografia, l'economia, l'istruzione. Siamo noi, gli italiani, quelli che hanno creato il parmigiano, la mozzarella, il prosciutto, la mortadella, il salame, i ravioli, i tortellini, le lasagne, il gelato, la pizza, eccetera, eccetera. Quelli che hanno portato in Francia le vigne e vi hanno insegnato a fare il vino, la grappa, i distillati. Quelli che ogni anno combattono contro i vostri tentativi di scimmiottare i nostri prodotti e copiarne il nome, ma anche lo stile e la moda. Anche lei, signor Trump, e lei, signor Johnson, grazie per averci prima di tutto isolati invece che aiutati. Le ricordo, signor Trump, che se non fosse per un italiano adesso sarebbe nella terra dei suoi avi a fare la fame e non in America a fare il riccone, e non avrebbe potuto mangiare neppure le patate perché non le avreste mai avute senza un temerario italiano che ha navigato verso l'ignoto. A lei, signor Johnson, ricordo che la fortuna della sua nazione si basa su una bandiera che vi abbiamo concesso di issare sulle vostre navi per non essere attaccati dai pirati. La croce di San Giorgio, concessa dalla Repubblica di Genova. Senza quella sareste stati spazzati via dai saraceni. Vi abbiamo insegnato la navigazione e l'avete imparata bene. A tutti voi, quando telefonate, pensate a Meucci. Quando guardate la TV o ascoltate la radio, pensate a Marconi. Quando usate l'elettricità, come se non ci fosse un domani, pensate che non avreste potuto farlo se non ci fosse stato fermi. Noi italiani abbiamo inventato le banche, le università, la prospettiva, l'architettura, l'ingegneria, l'astrofisica, il calendario, la musica. Erano italiani Giotto, Colombo, Marco Polo, Leonardo, Michelangelo, Bernini, Tiziano, Raffaello, Brunelleschi, Galileo, Cesare, Ottaviano, Vespasiano, Aurelio, Dante, e potrei continuare per ore. Carissimi miei, nel sentire il nome Italia dovreste scattare in piedi, abbassare la testa ed essere coscienti che l'origine della società occidentale è qui. Se vi chiediamo aiuto, dovreste correre, perché se trascinate di nuovo il mondo nel Medioevo, non so se ce la faremo nuovamente a far rinascere la civiltà. Se invece non vi interessa, allora compiacetevi di quello che avete. Restate ad ammirare qualche tonnellata di ferro imbullonato e quando visitate i vostri musei, per cortesia, saltate le opere degli italiani.
finirete la vostra visita molto velocemente. Potete così andare a visitare subito una bella fabbrica di auto, diesel magari, di quelle che non inquinano, solo ai controlli. Andate a visitare quelli che per voi sono castelli e per noi solo banali ville di cui siamo pieni. Oppure andate nella capitale dell'azzardo, quello che scimmiotta Venezia, Firenze, Roma. Andate pure. Evitate di venire a visitare il paese più bello del mondo, visto che lo avete pugnalato alle spalle. Noi accoglieremo a braccia aperte solo chi nel momento del bisogno ci ha aiutato. Apriremo le nostre città uniche al mondo a loro. Potranno visitare Venezia, Roma, Firenze, Genova, Napoli, Bologna, Pisa, Lucca, Assisi, Siena, Torino, Palermo, Agrigento, Milano, Cremona, Mantova, Ferrara, la Toscana, il Monferrato, le Dolomiti, la Puglia, la Sicilia, la Sardegna. Avete distrutto la povera Grecia con la vostra finanza. Ci avete provato anche con l'Italia, ma per ora non ci siete riusciti. Ora forse avete scorto l'occasione per assestare il colpo finale. Ma nella cecità del vostro egoismo non avete calcolato che il virus non ha frontiere. Colpirà tutti, anche voi. Se ci aveste aiutato ieri nel tentativo di arginare l'epidemia, invece di offenderci e di denigrarci, oggi non dovreste forse piangere i vostri morti. Il vostro egoismo ha dato la misura di quanto poco siate. Grazie.